È l'ora del pallone, rubrica a cura di Francesco Tamburello sulla Serie B e sulla Regina Calcio. Un cordiale saluto amici radioascoltatori da Francesco Tamburello a È l'ora del pallone, una rubrica per puro piacere amatoriale che oggi fa il suo esordio e vi racconterà il campionato di Serie B e nello special modo le vicende della Regina Calcio. E l'ora del pallone è una rubrica amatoriale grazie alla quale si vogliono incontrare il piacere di chi opera in questa attività per puro diletto, sia il piacere di chi troverà gusto nell'ascoltarci. Ma andiamo ad affrontare la Serie B, che è arrivata alla 22esima giornata, la quale vede la Regina impegnata in trasferta a Bari contro i pugliesi in uno scontro diretto per la salvezza. Una partita fondamentale nella quale la Regina dovrà dare delle risposte importanti, soprattutto in vista del cambio tecnico che ha visto la sostituzione di Gianluca Azzori con l'arrivo di Diego Zanin, ex giocatore amaranto tra gli anni 80 e inizio anni 90. E sarà curioso vedere come il nuovo allenatore disporrà la squadra in campo. Sarà molto curioso anche notare e sperare di vedere dal primo minuto i nuovi acquisti, Pigliacelli per la porta, il ritorno di Nino Barilla al centrocampo, un giocatore importante per le trame e la storia recente della Regina, e l'arrivo di eventuali nuovi acquisti che possano dare più corpo e sostanza ad una squadra scarna nell'anno del centenario, anno del quale sarebbe giusta, se non doverosa, una salvezza che possa garantire la Serie B non solo come risultato sportivo, ma anche come visibilità e patrimonio per tutta l'area dello stretto sportiva e calcistica. Ma ritornando alla partita, analizziamo la partita contro il Bari, rendendoci conto che il Bari è una squadra molto difficile da sconfiggere in casa, la quale ha totalizzato ben 16 punti dei suoi 26 totali, venendo sconfitta solamente 2 volte. Di contro, la Regina è una squadra che in trasferta non ha ancora avuto il piacere di gioire per una vittoria, realizzando solamente 2 pareggi e ben 8 sconfitte. Quindi i presagi sono di una partita difficile nella quale la Regina dovrà impegnarsi tassativamente ad ottenere almeno dei punti utili per scuotere una classifica che al momento la vedono relegata al penultimo posto. Parlando di calciomercato, è il periodo, d'altra parte, croce e delizia per gli allenatori che si vedono modificare, cambiare gli organici per cui lavorare con continuità è molto difficile. Anche la Regina, come abbiamo detto prima, è una squadra molto attiva. Dopo le false speranze e gli arrivi impossibili, ultimi non avvenuti, di Gabriel e Vergara dal Milan, vediamo come la Regina si era interessata anche a un altro ex Milan, Gianmario Comi, d'altra parte anche ex Amaranto nella stagione passata, il quale però ha scelto il Lanciano, quindi trattativa fallita, e ci si va alla ricerca di altri giocatori che possano aiutare la causa Amaranto, troppo sulle spalle di Gerardi, Cocco, finadora non sufficienti sotto questo punto di vista. A mio parere nella Regina servirà anche qualche difensore in più per una difesa troppo gracile, poco solida, mentre il centrocampo con l'arrivo di Barilla è senz'altro qualificato. Detto questo, sono da registrare le uscite di Ciccio De Rose, ex Lecce, al ritorno in Salento, mentre Falco, sempre ex Lecce ed ex Pavia, si è accasato alla Juve Stabia, quindi anche cessioni nella Regina. Ringraziando gli ascoltatori per la cordiale attenzione, un saluto da Francesco Tamburello e alla prossima puntata di È l'ora del pallone sul canale YouTube di Radioattività Messina. A presto! È l'ora del pallone, rubrica a cura di Francesco Tamburello sulla Serie B e sulla Regina Calcio.